La ventilata costruzione di un mega albergo a Lojau, uno dei più bei passi delle Dolomiti. La siccità che sta colpendo senza pietà la pianura padana e non solo. Il distacco di un colossale pezzo di ghiaccio e roccia dalla Marmolada che ha causato vittime che i cari stanno ancora piangendo. Che cosa lega queste tre vicende? Le temperature estive si iniziano a raggiungere già nel mese di maggio, nella seconda metà di maggio. Ecco, l'estate si sta letteralmente portando via frammenti di altri mesi che non sono notoriamente estivi. Sicuramente, dicono gli esperti, c'è di mezzo il riscaldamento globale causato dall'uomo a partire dal dopoguerra. Ma oltre ai gas serra, l'altro fattore cruciale del degrado ambientale che nei decenni in Europa ha colpito specie nel Lombardo-Veneto è uno: il consumo di suolo. Durante gli ultimi mesi noi di Linea News abbiamo provato a cercare il filo rosso che lega queste tre storie. Abbiamo avuto modo di accendere così le nostre telecamere davanti a chi è accomunato da una visione critica dell'attuale modello di sviluppo. A risolvere tutti i problemi del nostro territorio. Guardate, abbiamo qui le moto che passano su questo passo. Sono 20 anni che gli ambientalisti, i club alpini italiani, l'Alpenverein lottano per chiudere i passi dolomitici al transito delle farmacie. Noi siamo qui per difendere un bene comune, perché questo è un bene comune, uno scrigno di biodiversità senza pari. Qui c'è il problema che qualcuno vuole costruire un bel cubone di cemento, ovvero un nuovo rifugio, albergo a 5 stelle di 40.000 metri cubi addirittura. Sì, diciamo che è stata, è una società, il proponente è la Zara Holding Limited, è una società russa che ha sede a Cipro, niente meno, e hanno messo gli occhi su quest'area chiaramente perché ci sono le Olimpiadi, perché c'è un paventato collegamento scistico, il famoso collegamento Falzarega Leghe-Arabba. Bene. Questi qui che sono i disturbi per la fauna, oltre agli impatti di natura idrogeologica, oltre agli impatti di natura ambientale, farne una sorta di analisi per uscire da questo circuito che mangia se stesso. Quindi già questo è un vulnus abbastanza grave anche nei confronti della normativa che oltre i 1600 metri vieta questo tipo di realizzazioni. È stata una decisione calata dall'alto e questo adesso sta mostrando tutte le criticità del caso. Infatti ci sono problemi per la pista di bob, problemi per il villaggio olimpico e con la scusa delle Olimpiadi non ci si limita soltanto all'aspetto sportivo, a quelle che sono le attrezzature direttamente inerenti alle Olimpiadi, ma è un'occasione per fare affari, diciamo, per inserire progetti di ogni tipo. La restituzione per noi del territorio e anche di tutto quello che ci sta attorno è importantissima. Studiare, conoscere le cose per poterle restituire e tramandare alle generazioni future. La seconda cosa è aver cura di tutto questo. Bisogna avere cura e quella cura ci fa anche con piccoli gesti scaldare il cuore costantemente. Ma l'acqua probabilmente mungeranno le poche falde che ci sono e riusciranno a trovare quel poco che c'è, magari creando degli ampi serbatoi. Io quello che so è che qui, ma lo vedete, la cotica erbosa è di qualche centimetro. Tu quando vai a costruire i 40.000 metri cubi li dovrebbero fare là sotto, vuol dire farli sotto l'Averau. Tu hai l'Averau sotto, cioè non è che hai 50 metri di terra fertile, hai 10 centimetri di terra fertile e poi c'è la roccia. Vuol dire anche proprio in termini di devastazione ambientale, non paesaggistica, ambientale, perché devi sparare mine, camion che vanno avanti e indietro, che portano tonnellate di roccia, distruggere l'ambiente.
40.000 metri cubi sono una cosa paurosa, sono 3 condomini, come dicevano prima, sono 3 condomini da 6-7 piani, sono più di 100 appartamenti. Perché qui arrivano dei capitali. Che timori ha il referente di Libera Veneto? I timori sono quelli delle infiltrazioni mafiose nelle progettazioni, nella realizzazione delle opere, ma anche delle speculazioni che possono essere fatte in campo turistico, dell'acquisto di strutture magari chiuse da anni per riciclare denaro e poi dopo ristrutturarle e darle in gestione a non si sa chi. Vi è in corso un'emergenza climatica con un aumento delle temperature che sta e fortemente andrà ad impattare sul futuro delle Dolomiti e di tutte le zone montane, non soltanto di pianura o delle aree lagunari e costiere. Per cui il principio è che questi fondi devono essere spesi in modo tale da preparare la montagna a questo grande cambiamento di temperature, grande cambiamento dell'utilizzo e della vita vissuta all'interno della montagna. Perché non è possibile investire in grandi opere, specie quelle che lo stesso CIO, il Comitato Olimpico, suggerisce di non fare, così come è emerso dalle comunicazioni che ho ricevuto soltanto grazie all'accesso agli atti, perché la Regione del Veneto le ha tenute per sé e la Regione del Veneto è la prima colpevole di queste pianificazioni che sono assolutamente inattuali. Ci troviamo con temperature a giugno che non sono temperature da giugno, nonostante la gente che mi trova per strada mi dica è normale, d'estate deve fare caldo. Sì, deve fare caldo d'estate, ma non deve fare 37 gradi a giugno. Quello non è caldo, quello è il male. Questa è un'analisi delle temperature fatta da ARPAV. Maggio e giugno 2022, più 3,2 di scarto sulla temperatura media in cima alla Marmolada. Seconda decade di maggio, una punta di 4,8 gradi di scarto sulla temperatura media. Seconda decade di giugno, 5,4 gradi. Inizio luglio, più 4,7. Sto povero ghiacciaio era sottoposto a temperature fuori dal suo tempo. Confronto con il 2003, perché sui dati ragiona la scienza. E i dati ci dicono che il 2022, in quota, lassù, nella Marmolada, dove era attaccato interamente fino a qualche giorno fa il ghiacciaio, le temperature che abbiamo vissuto negli ultimi 2 mesi sono state superiori a quelle del terribile 2003. Non qua in pianura, per fortuna, ma ci siamo andati vicini anche qua in pianura. Questa è un'osservazione invece fatta il 28 giugno 2022 dall'osservatorio di San Pietro Capofiume. Siamo nel Bolognese, siamo in Emilia Romagna qui, e sulla verticale, in libera atmosfera, a 1500 metri si registra un valore di 23,4 gradi, mai registrato in precedenza negli ultimi 30 anni. E l'equatore che si è scaldato un po' meno. Questa diminuzione di gradiente fa sì che qualche volta, sempre più spesso, le perturbazioni rallentino, si piantino, rallentano al largo del Portogallo, affondano e richiamano su di noi quel respiro di tipo sahariano che abbiamo imparato a conoscere e che anno dopo anno ci porta, durante i mesi estivi, 3, 4 e qualche volta 5 ondate di calore prettamente di matrice africana. La settimana scorsa il Consiglio Provinciale di Trento ha approvato una legge per semplificare le procedure per realizzare opere pubbliche e avvantaggiarsi quindi nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Io non ho fatto altro che presentare una proposta per chiedere una valutazione di conformità del documento di programmazione settoriale delle opere pubbliche, in particolare le opere stradali e le opere ferroviarie, con la strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile e il piano energetico provinciale, i quali fanno riferimento a Agenda 2030. Quindi quanto è il fabbisogno energetico per realizzare questo lunghissimo elenco di opere che include ad esempio anche l'A31. Quanto materiale verrà movimentato, dove verrà stoccato questo materiale? Io credo che la domanda fosse legittima e la risposta fosse dovuta. In realtà la Giunta Provinciale ha espresso un parere negativo con riguardo a questa proposta ed è stata bocciata. Ecco, lei questo parere negativo come lo valuta?
Lo valuto negativamente, siamo nel pieno di una crisi energetica e quindi noi dobbiamo utilizzare al meglio le poche risorse energetiche che abbiamo a disposizione, facendo in modo di realizzare le opere che sono realmente necessarie, facendo in modo di utilizzare una quantità di energia ridotta. E quindi il presupposto è fare una valutazione sui piani, sulla programmazione prima di realizzare queste opere, e queste valutazioni mancano nella maniera più assoluta. Si parla di crisi, ma crisi vuol dire anche crisi idrica, c'è scarsità d'acqua soprattutto nel Lombardo-Veneto, però da questo punto di vista diciamo che i territori la pensano diversamente, perché nel Veneto c'è un approccio al problema diverso da quello che per esempio da settimane si è in qualche modo materializzato nel Trentino Alto Adige. Ecco, lei come vede questa differenza di approcci tra le due regioni? Anche in questo ambito è necessario procedere con una programmazione il più possibile congiunta e coordinata fra territori diversi. A inizio consigliatura abbiamo sollecitato la Giunta provinciale ad avviare il percorso per adottare una strategia provinciale sui cambiamenti climatici in occasione della tempesta Vaia, pochi giorni dopo. E rivendichiamo con forza nuovamente la necessità di adottare una strategia che consideri l'utilizzo della risorsa idrica non in una logica di sfruttamento, ma nei termini di un uso della risorsa idrica, considerando proprio gli usi plurimi. Quindi abbiamo finalità civili, quindi che servono al sostentamento della popolazione, abbiamo degli interessi che riguardano il settore primario, la produzione idroelettrica, ma anche la necessità di assicurare i servizi ecosistemici minimi. E quindi è impensabile ragionare in termini di separazione dei territori da un punto di vista di confini politici, e invece bisogna iniziare a ragionare in termini di programmazione congiunta e tenendo in considerazione tutti questi usi plurimi che sono legittimi ma vanno bilanciati. Ecco, parlare però di scarsità d'acqua significa però anche parlare di consumo di suolo. Il Lombardo-Veneto da questo punto di vista è un territorio che ha pagato un dazio altissimo nei confronti di questo tipo di sviluppo, soprattutto dopo il boom economico. In Trentino Alto Adige la questione è leggermente diversa, però lei sull'argomento è intervenuto. Perché ha ritenuto di intervenire anche sul problema del consumo di suolo? In un accordo internazionale ratificato anche l'Italia, che è necessario raggiungere l'arresto del consumo di suolo entro il 2050, quindi noi dobbiamo attivarci in tal senso. La cementificazione ha devastato il territorio, lo ha fatto in Lombardia, lo ha fatto in Veneto, lo ha fatto anche in Trentino. Il Trentino non si distingue dagli altri territori alpini per quanto riguarda il consumo di suolo. Qui il suolo vale ancora di più per il semplice fatto che siamo una regione montagnosa e il terreno utile anche ai fini agricoli è ridotto e quindi deve essere preservato. Di fronte a questa catastrofe incredibile che stiamo attraversando e vivendo, perché stiamo vivendo il tempo della catastrofe climatica,